Benvenuti a Dance Talk. Vi ricordiamo che... Grazie. Vi ricordiamo che siamo in diretta e salutiamo dunque chi ci sta seguendo a casa, oltre che salutare il pubblico di Oristano. Siamo in diretta sulle pagine di Assemblea Nazionale Sarda, di Sardegna 2024, di EIA TV. Devo ringraziare innanzitutto il Comune di Oristano per averci permesso di ospitarvi qua al Teatro San Martino, in cui abbiamo lavorato tutto il giorno. Ringrazio infatti gli attivisti di Assemblea Nazionale Sarda per aver allestito la scena, ma soprattutto EIA TV per aver reso possibile la serata. Veramente grazie. Faulas è il festival che abbiamo ideato qua ad Oristano, lo stiamo portando avanti da ieri, 3 e 4 dicembre, con reading letterari, con presentazioni di giochi da tavola, con questo appuntamento che è il penultimo, poi stasera ce ne sarà un altro per le vie del centro, in cui proveremo a sfatare alcuni miti e alcuni pregiudizi e i luoghi comuni che tutti i giorni ci narriamo sulla nostra isola, sulla Sardegna. Abbiamo strutturato questa serata come un talk, cioè dopo di me mi succederanno alcuni ospiti che parleranno per 10-15 minuti delle loro esperienze quotidiane in Sardegna e di come si possono affrontare i luoghi comuni e i pregiudizi. Quindi nel ricordarvi che la serata è stata organizzata dall'Assemblea Nazionale Sarda, io chiamerei sul palco il presidente di ANS, Andrea Laterza, per un saluto prima della serata. Saluti a tutti e grazie a Smeda. Molto spesso non siamo capaci di riconoscerci per quello che siamo. Ciò significa che siamo responsabili di una narrativa che è alterata. È alterata perché non è la nostra. Spesso è la narrativa di chi viene in agosto in estate, dei turisti, che ci raccontano che abbiamo il mare più bello del mondo. Più bello del mondo. Ce ne sono tanti altri di mari molto belli. Il nostro è bellissimo, ci mancherebbe, ma è proprio più bello del mondo. Io non li ho visti tutti. E se poi ascoltiamo quello che ci dice un turista che viene in agosto, una settimana, 10 giorni, che sta in una località spesso isolata, completamente al di fuori di quelle che sono le dinamiche della nostra vita abituale, allora pensiamo che la nostra storia non ci sia, non esista, che sia una storia periferica, una storia che non ha avuto alcun ruolo, alcuna funzione. Pensiamo di essere sospesi nel tempo e nella storia. Ma è possibile che un'isola che sta al centro del Mediterraneo, un mare che per secoli, millenni possiamo dire, è stato uno dei centri fondamentali di scambi economici, culturali, per millenni, a nessuno è mai venuto in mente di pensare che la Sardegna sta al centro di questo mare. Siamo proprio sicuri che la Sardegna sia stata fuori da questa storia? È possibile? È probabile? E poi ripetiamo un'altra cosa. La Sardegna è sempre stata conquistata da tutti. In Sardegna sono arrivati tutti. Perché in Sicilia? In Veneto? In tutte quelle zone di confine tra uno Stato e l'altro nel centro dell'Europa? Quante conquiste sono avvenute? Quanti cambiamenti? Quante invasioni? Contatele. Lo avete mai fatto? Un'altra cosa che si dice sempre della Sardegna è che la Sardegna abbia un problema, il fatto che è un'isola. È un problema essere un'isola per la Gran Bretagna o per il Giappone? Lo sapevate che le Canarie, le Isole Baleari e la Corsica stanno
aumentando il numero degli abitanti in questi ultimi anni e la Sardegna li perde come un'emorragia. Sarà perché un'isola la Sardegna o forse sarà perché la continuità territoriale, i soldi che lo Stato francese o quello spagnolo spendono per la continuità territoriale sono tra le 3 e le 12 volte di più rispetto a quelle che spende lo Stato italiano? Oppure sarà, per esempio, che nelle isole Canarie, che sono al largo dell'Africa, parte dello Stato spagnolo, la tassazione è la metà di quella sarda? Le faulas sono le sciocchezze che ci raccontiamo e quelle che ci raccontano e ci crediamo perché semplicemente non sappiamo. Allora sapere è fondamentale ribaltare i luoghi comuni ed è il motivo per cui lo stiamo facendo qui stasera. Perché un futuro migliore è possibile soltanto se conosciamo il punto di partenza, soltanto se siamo in grado di guardarci allo specchio e capire che cosa c'è dall'altra parte, che cos'è quel riflesso e analizzarlo senza falsi miti e dunque senza faulas. Questo è un punto di partenza. Grazie a tutti. Grazie Andrea. Io direi di cominciare con la prima ospite di questa serata, quindi chiamo sul palco la ricercatrice Sabrina Tomasi, che ci parlerà di un luogo comune importante, l'individualismo. È vero che in Sardegna siamo individualisti e non sappiamo collaborare, non sappiamo innovare nel mondo della ricerca? Buon numeri a tutti. Veus hoje, cada ora, in ambito del turismo, del suo sviluppo rurale. È una cosa che appunto di un meta non scetti in noi in Sardegna, su dei cattai difficili a lavorare in pari, su dei pensare scetti a nosaltros. È un'altra cosa che appunto di un meta, contata de nosaltros e contata dei altri pure, e si dei che noi non siamo mudai a noi le cose che teniamo, le tradizioni che teniamo. E dopo sempre pensavo che si fava, si era più che tutto a scusa. Io con qualcosa che mi stava cattata a pensare con altre persone pure che ho incontrato in sa vita. E da voi vedo a nome mio, però a nome pure di un sozio rurale che è nato nel 2020, quando vi ho detto a Corrauso, e è nato a postisi del suo progetto Sardinia Pop Tourism. Lavorando sul turismo, ho compreso che c'è Ghana, c'è volontari, c'è idee che si possa da prezzi stupai potrà ballare in pari. Quando de pago vi avvorrogendo questa pagina di ANS, ha pagato queste frasi. Vonti frasi di una persona che è un simbolo per questa Sardegna, però di qualche maniera il sapore ha confermato che questa Sardegna è un luogo antico, manca i pastori, questa gente susatto, non tende da una cultura manna, te di questa maniera pensai a sa vita, a pizzo e sa vita, e non c'è bisogno di cambiare. E quando benti si strangio su innanti a queste cose, os altri sardos, se sono cose incredibili. Non mi faccio, aici incredibili se stessi. E i pastori che vivono in mezzo a rocca, che vivono de baratto, si scambiano su caso o altre cose pappai. E non mi faccio, ma in sabida mia c'è sto picciocco che va su pastori, che gustadisi a Milano a fare artigiani in fiera, chi tiene sul sito web, chi ha studiato progetto, si è fatto finanziare su sa botteghetta per vendere, e tu vendi su caso in linea, in sa botteghetta a pizzo del suo sito web, e si conta a pizzo delle pagine sociali. Non mi pare che si usa a retrausu, si vai contare aici di questa maniera. E su proprio questi idei, dessi
scusai. Torrau zago. Dessa ici timmarosu su dei satrus de novo da parrai quei satrus a fuedai a pensai a una maniera diversa de si contai. Questo è grazie a Deledda. Questo non è che non è più pruligi grazie a Deledda. Issa ha scritto queste cose in due altro tempo, in due altra cultura. Però noi, oggi, in su 2022, come che ancora varrao su vrimus a questi idei? Poi te ci facili a noi si castiai facciapari e a si contai di una maniera differente de gusta. Os'altro su dei mai now, con questa persona deo non c'ho a parlare, a questionare, a ragionare, non c'ho a vuoi se mai succede. Poi mancai, non uscisi né manco che commenti ad ragionare questa persona, però tensi si dei chi tu fai a so è meglio su. Deo dopo pensavo con quota, però mencio più vago, po provai a fare un altro passo e annai. Oh, mancai chi c'ha ragione, comprendo un'altra maniera di ragionare e potevo fare con cui passo un pari. E poi si custirei che si usare trausu. Questo è il indiziale europeo della mutatura regionale e si basa da pizzo su desa spesa che in regioni si vanti a pizzo dessa cicca e a pizzo dessa mutatura. Questo è su grafico dessa Sardegna, del 2014 a su 2021. Sta Sardegna è sempre crescendo. Certo, seusu mutatori si moderausu. In su 2021 questo è nai, che seusu intra dessa media europea intra su 70 e su 100% dessa media europea, con due valori di 80%, già 81. E seusu i grogusu. Se o grogusu commenti in meda altro su chi potesi castia in voi. Questo è in nai. Caccia cose vai, c'ha traballo vai in meda. Però ai cimali vostri su non seusu. E castiendo le aziende, a pittiche dedas, a pitticas e medias, potete castiare che se uso traballando bene, a pizzo dedotto su entrare in mudasa, in suo processo e in suo prodotto. E stanno che se uso cercando di portare cosa nuova a intre aziende. Eppure, un'altra cosa, non tenevo un valore a tu meta, però le aziende pitticas e pittichedas che ci aiutano a pari, vanno traballando bene pure. E noi abbiamo cercato con i dittatori po comprendi, po castiai a risposta a chi antidonau le aziende a sa contata generali del 2018. Poi su 28% su delle aziende sardas, una delle spunnas principali si viada su de inghizzai o continuai a traballare con altre aziende e su che è tanto difficile a fare è traballare in pari quando fonti troppo picticcheddas poi su tempo su e persone che vogliono dedicare a progetti altri su quante persone è pago e quando si fonti vostre in luoghi perdius è più difficile pure. E in sasa però poi nai grazie a Deledda in capa tenere ragione. Non siamo ancora pronti a noi che siamo modatori, non siamo ancora pronti a noi che siamo bravi a lavorare in pari. Poi adesso vero, non siamo esperta che oggi ad andare a noi questo è aici e questo non è aici. Non si può noi, però si può contare una storia, la storia del suo progetto Sardinia Sport Tourism. Su che si può dire per certo è che a distanza non può essere un problema per lavorare in pari. In questa cartina in cui viesi a viveusu, seusu sesi picciocasa ed ognuna vive in un luogo diverso della Sardegna. Si seusu con nota quando non si poteva iau su B, poi via usa corrauso in su 2020. Però su cominciavo a zizzerriare, già in ogni gita, poi o via iau su comprendi. Poi non si poteva su contare in una maniera diversa e poi l'identità di questa Sardegna non cassia da mai a l'identità di questa Sardegna di intro. Questa sabidasa, questo sul logos che a questa gente è costretta a andare e questo sul logos che diventa atteso i servizi principali.
Noi siamo cercati di andare a fuedare, andare a cattare, andare a comprendere poi le persone, le aziende che vivono in questo luogo, hanno deciso di parlare. E Sofio provai a scontare a pezzo del suo sito web del suo progetto e a cercare di fare approvare i turisti. In suo turismo, quando uno fa una strategia di place branding, sta a contare un logo e a cercare di donare valori, cercando di fare approvare i turisti. E si usa da più per contare che la razza dei turisti sia da pratici ben già in Sardegna. Ci sono due cose importanti in meda. Una è la brand image, e sta su chi altri da fuori pensano che sia sul logo che hanno tanto a gattare. E l'altra, di importo per un anno, è la brand identity, e sta su chi si decide di contare a fuori e essere identitari del suo logo. Si basa a pizzo di questo che ischi due vivono in questo logo pensano di questo logo. Ecco, noi non dobbiamo su questo in Sardegna, noi si piace di più a pensare che se uso questo su chi altri sono innanta. Ecco, questo che io provavo a fare con il suo progetto Sardinia Pop Tourism è tentare di contare con i giochi di questa gente che due bividi. Io utilizzo questa cartolina virtuale che mandavo con i sfondi di questa gente che uso conosco ai turisti, a poter disegnare i castiai, che questo che potete accattare in Sardegna, è questo che di adero su noi. Mancai ne usavivi di ricchezza, però vado su con qualcosa un po' popolerai questo luogo su biuso. E Rurale è su sozio che nasce di questo progetto. Rurale nasce a Postisi e Rurale ha in ruoli, radici e legami. In senso che si possono unire che lei una ricetta può portare novità in Sardegna, può portare una maniera diversa di provare a ragionare in pari, a si sezzi e si castiai faccia a pari e provare a vivere che potevo fare con qualcosa di diverso per noi, e si proprio gusta. Pensai che ognuno dentro un ruolo che pesendi, ingizzendi dei sarreci si possa creare con qualcosa di nuovo e chi non si accappiuso non si può fare in meta. E questo si può suonare non voi da dove penso Deo, però poi io precontavo a tutte le aziende che io conosco, che io contavo, poi te che vanno a ci pregiadas di fare su chi vanti. Io su santi contavo le storie personali di denti, santi nao, me dottas se su gente che è partita per non tornare, e a un certo punto se su tornare su può parlare, e se su tornare su può parlare, poi te mellus abivi con pago, in un luogo del suo coro, e con gente stimata, che abivi e a traballai a tuttudindo a città di strangia e torrai ad uomo e a t'intenda so. Poi doianti persone sapuru che non funti mai partita, però che anti sempre pensavo, devo a parro noi, però che a parro noi da potenza coscienza de provare a cambiare le cose. E queste persone santinau se pregiau, poi t'hanno duvatto scetti per me, per questa famiglia, cosa mia, per questa generazione più giovane. Duvatto poi t'aseu a intro di con qualcosa di per un anno, seu a intro del territorio, seu a intro della terra, con altra gente. E su chi fadeus è per non si scaresci in nosu delle tradizioni e dei sarregi, può aggiungere con qualcosa di nuovo e può provare impari a poter offrire con qualcosa di bruso. Allora, accabai narendosi una cosa. Mamma mia, ma di imparare un diccio che mi piace di me, che penso che sia la base di avere questa cosa più semplice che si possa dare, per pensare di lavorare in pari. Che è sicuramente a luce che ti aiuta a pensare a suoi genitori. Si dia di imparare a iaia sua. E scetti gusto, veramente, una cosa semplice. Su un coi brazio, s'angelus i due eserciti. E in sasa penso che si possa cominciare a pensare in questa maniera. Grazie a tutti.
Grazie Sabrina Tomasi. Chiamerei sul palco il secondo ospite, il giornalista Francesco Aresu, che ci parlerà del giornalismo in Sardegna. La domanda che ci poniamo è questa: è vero che in Sardegna non si può fare un giornalismo di qualità? Francesco. Buonasera a tutti. Io sono Francesco Aresu, direttore di 131.com, una testata giornalistica sportiva nata in Sardegna quasi 4 anni fa. Facciamo il compleanno poco prima di Natale e prima di tutto devo dire che non ero di fronte a così tante persone da un bel po' di tempo. Mi avete messo l'ansia dell'università. Cioè, non provavo questa tensione da quando, appunto, anni fa, insomma, quando ero ben più giovane, sostenevo gli esami. Intanto voglio dire grazie a Sabrina perché ha aperto con un discorso che magari non tutti avranno capito, penso agli amici algheresi o al mio collega sassarese, che insomma non parlano il campidanese, però insomma effettivamente soprattutto nelle ultime battute mi ci ritrovo molto. Mi ci ritrovo molto. Il tema del mio intervento è la faula. In Sardegna si può fare giornalismo di qualità in generale e io ho provato un po' a svilupparlo attraverso 3 temi. Il primo è quello che vedete nella slide alle mie spalle, ovvero non si può fare giornalismo al di fuori dell'Unione Sarda della Nuova Sardegna, intesi più che altro come grossi gruppi editoriali, come realtà sicuramente importanti, con una storia plurisecolare, anche perché a me spesso è capitato, quando insomma, facendo il mio lavoro, ho fatto anche cronaca, non solo sport, insomma, con telefonino, videocamera. Cosa fai? Giornalista? Sì. Ah, sei di Videolina? No. Ah, non sei di Videolina? No. Esiste anche altro al di fuori di Videolina, dell'Unione Sarda della Nuova Sardegna, con chiaramente tutto il rispetto dovuto a queste grosse realtà editoriali. La faula, secondo me, è che in realtà esiste un gran fermento editoriale, soprattutto in quest'ultimo periodo, che dà anche una speranza per il futuro, sia del mio mestiere, ma anche insomma di tutti quelli che di fatto ogni giorno si informano. Partendo dalle basi, io ho citato l'Unione Sarda della Nuova Sardegna perché appunto sono di fatto i pilastri della grande informazione tradizionale in Sardegna, quindi la carta stampata. Nascono a fine dell'Ottocento in un periodo di grande fermento storico, politico, insomma è inutile, non c'è bisogno che stia qua a dirlo. E nell'immaginario di tanti rappresentano una sorta di monolite, no? Di interessi editoriali e non soltanto. Dicevo, hanno attraversato 3 secoli, si sono aggiornati, sono nati agli antipodi in Sardegna, no? Tra Cagliari e Sassari, eppure nonostante il campanile, possiamo dire così, il bisogno per cui sono nati era esattamente lo stesso. C'era grande fermento, perché? Perché bisognava rispondere a uno dei grandi bisogni primari dell'essere umano, che è quello di sapere, di conoscere qualcosa di nuovo. Noi ogni giorno ci svegliamo e cerchiamo di scoprire cosa ci siamo persi, magari anche durante le ore di sonno, ma semplicemente anche nei rapporti interpersonali, cioè come stai? Cioè già il come stai è una richiesta di informazione. Stiamo cercando di conoscere qualcosa in più che a noi manca. Ok, i giornali sono nati anche per questo. Negli ultimi anni stiamo vivendo, secondo me, un fermento, soprattutto nel campo editoriale, molto simile a quello che poi a fine Ottocento portò alla nascita di questi grandi giornali, che nel tempo hanno provato un po' ad aggiornarsi, ad andare al passo coi tempi, ma evidentemente non ci sono riusciti pienamente.
per mille motivi. Sicuramente, insomma, non è semplice quando tu sei già una realtà esistente, importante, aggiornarti così con semplicità a quelli che sono i tempi di oggi. Anche perché c'è stata una convinzione, a mio modo di vedere, molto miope per quanto riguarda appunto il giornalismo tradizionale, ed è quello che il sito web, internet, insomma questa parola che vuol dire tutto e non vuol dire niente, all'interno del discorso giornalistico, del cartaceo soprattutto, il web toglie aria al cartaceo, quindi lo soffoca, è un problema. E quindi questo cosa ha portato? Ha portato alla nascita negli ultimi anni di decine di testate, soprattutto online, appunto, di nuove realtà editoriali, nate con coraggio su tutto il territorio regionale, grazie all'iniziativa di uomini e donne che hanno, appunto, con coraggio sfidato un po' quelle che sono anche le regole di un sistema dell'informazione molto chiuso, molto autoreferenziale, dominato, insomma, da una legislazione molto, molto obsoleta, che non tiene conto poi di fatto delle piccole realtà, soprattutto delle realtà che non hanno dietro appunto alle spalle degli editori munifici importanti o che rappresentano magari gruppi di potere. Quindi sono nate tante testate online che insieme alla televisione sono, a mio modo di vedere, davvero l'unico modo di raccontare i nostri tempi. Come avrete capito, io non credo nella carta, tant'è che oggi sto usando il telefono per segnare i miei appunti, perché se vado a braccio qua 45 minuti non bastano, quindi insomma voglio evitare di essere fucilato, insomma, quindi mi tengo i miei appunti. Però ecco, dicevo, non credo nella carta, con tutto il rispetto per chi tra i miei colleghi molto validi operano quotidianamente nella carta. E non solo per un discorso di costi, che potrebbe essere anche già solo questo un motivo abbastanza sufficiente, ma proprio perché lo ritengo un canale vecchio, vetusto, ecco, per usare una parola volutamente antica, per quanto riguarda la fruibilità. Cioè, perché io oggi devo comprare qualcosa che è successa ieri, no? Quando magari l'ho già scoperto tra i siti internet, i social, il passaparola. Perché? Quindi per chi si chiede se c'è spazio, visto che qua si parla di duopolio, se c'è spazio per un terzo polo che possa rompere questo duopolio tradizionale, la mia risposta è assolutamente no. Non serve un altro giornale cartaceo alla Sardegna. Basta dare semplicemente la giusta importanza alle tante testate online che negli anni sono cresciute sul territorio regionale. Io vengo da Cagliari, credo che dal mio accento si capisca che non sono di matrice bolzanina, però insomma già solo a Cagliari negli ultimi anni sono nate davvero tantissime testate online, penso agli amici di utg.net, Cast2 Online, Cagliari Pad, Vistanet che è nato in Ogliastra e si è spostato a Cagliari, ma insomma Trauristano, Sassari, Olbia, il Sulcis Iglesiente, ovunque ci sono casi di testate online che quotidianamente fanno un lavoro meritorio, soprattutto dopo essere nati come dei moscerini, perché io me li ricordo gli anni in cui sono nate tutte queste realtà e noi che ne facevamo parte eravamo considerati di serie C, neanche di serie B. E poi col lavoro, con il coraggio, con la pazienza, con la tanta fatica, adesso fanno parte a tutti i diritti della realtà generale dell'informazione in Sardegna, creando posti di lavoro veri, contratti, contributi, ok? Che era una cosa che probabilmente 10 anni fa non si pensava. E perché funzionano? Perché hanno eroso negli anni una grande fetta di pubblico delle testate tradizionali che non si ritrovava in quello che era appunto la forma appunto tradizionale di fare giornalismo, di fare informazione. Anche superando un altro principio, un altro vizio secondo me delle testate tradizionali, che tendeva a non considerare il web della serie, vabbè, se io non lo considero non esiste, no?
Cioè come quando magari voi vedete che avete, non lo so, un punto nero in faccia, eviti di guardarlo, così dici, vabbè, distolgo l'attenzione, così è come se non esistesse. E vale lo stesso discorso anche per le televisioni. Televisioni ve ne sarete resi conto negli ultimi mesi, no? Con il riordino delle frequenze televisive che ha dato una ventata di freschezza al sistema regionale, a partire da IATV, insomma gli amici che sono qui che stanno trasmettendo questa diretta, ma penso a Teleregione Live, Telesardegna, Catalan TV, 1-4, e insomma adesso mi vengono in mente solo queste, che sono riuscite a superare quello che era una sorta di bipolarismo storico formato da Videolina e Sardegna 1, superandolo forse anche in parte, visto che questo bipolarismo poi insomma abbiamo assistito a un fenomeno molto strano dove, così come si era vissuto negli anni 70 quando la SIR di Nino Rovelli comprò sia l'Unione Sarda che la Nuova Sardegna, hai visto mai? Insomma, meglio controllare tutta l'informazione, no? Sia tra Cagliari e Sassari, anche dal punto di vista televisivo abbiamo assistito all'acquisizione di Sardegna 1 da parte di Videolina SPA, quindi di fatto due rivali che si sono fuse, tra l'altro Sardegna 1, specificità, la prima TV, almeno diciamo nell'elenco a livello di frequenze, esclusivamente in lingua sarda, e mi verrebbe da chiedere, poi insomma, questo credo che lo valuteremo più avanti negli anni, se effettivamente è uno strumento di valorizzazione del sardo, perché ti metto al canale 13, se non sbaglio, o 12, è un canale che è solo in lingua sarda, quindi effettivamente, insomma. Oppure, se invece, come magari qualche malpensante insomma, sostiene, è un'operazione che nasce anche per accattivarsi in qualche modo le simpatie della regione Sardegna, che in questo tipo di contenuti negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto munifica con i finanziamenti regionali appunto destinati alla produzione di questo tipo di contenuti. Detto che io personalmente ho una grandissima stima dei colleghi che lavorano lì, credo che siano tra i migliori sul panorama regionale, vedremo effettivamente poi col tempo se effettivamente questo succederà. Insomma, in conclusione di questo primo tema, prima slide, quindi non si può fare giornalismo al di fuori dell'Unione Sarda della Nuova Sardegna, la mia risposta è che si può fare, assolutamente. In Sardegna si può fare giornalismo indipendente, no? Senza avere una protettrice di grandi gruppi, di grandi editori. Perché una notizia può essere vera e degna di interesse anche se non la si legge sull'Unione, sulla Nuova, se non la si vede su Videolina. Perché, insomma, se la notizia è vera, se la notizia merita, non è tanto dove la stai leggendo. Insomma, vale il lavoro di chi la notizia la dà. E io credo che, insomma, i casi in Sardegna in questo momento dimostrino che c'è possibilità di poter fare questo mestiere. Andiamo avanti con la seconda slide. Questo è proprio il punto cruciale del mio intervento, cioè la qualità del giornalismo, di fare in giornalismo. L'informazione in Sardegna fa schifo, non si può avere un giornalismo di qualità. Molte volte io stesso ho sentito questo tipo di accusa. Io mi occupo di sport principalmente, però insomma credo che più o meno quello che viviamo noi nel mondo del giornalismo sportivo valga anche per gli altri tipi di giornalismo, anche quelli più tradizionali. La risposta a questa domanda è che non è vero, è possibile fare giornalismo di qualità. Non basta però dire basta volerlo, perché non è sufficiente, è troppo semplicistica come risposta, perché sono tante, ripeto, io parlo sempre dal punto di vista dell'esperienza, ok? L'esperienza di tutti i giorni, di fare questo mestiere 24 ore su 24 tutto l'anno, e ci sono tante tentazioni purtroppo nel nostro mondo, che poi si
riflettono anche nella fruizione del lettore. Una delle tentazioni più pericolose è quella di raggiungere, ma non vale solo per il giornalismo, vale un po' in generale, il massimo risultato con il minimo sforzo. Nel nostro caso, nello specifico, stiamo parlando del copia e incolla, utilizzato in maniera smodata, senza nessun tipo di contegno e soprattutto puntando sulla velocità della diffusione delle notizie, che insomma è una di quelle cose che, insieme all'altra tentazione che è quella dei numeri, no? Sono due malattie del giornalismo, perché sono due effetti effettivamente positivi, perché se io sono più veloce di te a dare la notizia, non dico che sono più bravo, però sicuramente sono arrivato prima di te, quindi tendenzialmente è una cosa positiva, e così come per i numeri. Cioè, se io vendo più copie di te, se ho più visualizzazioni di te, non dico che sono più bravo, però probabilmente sono apprezzato di più. Però questo dall'altra parte diventa un problema, perché si rischia spesso di esasperare questo tipo di situazione. Quindi non si punta alla qualità, si punta solamente alla velocità. Tanto parlo soprattutto del giornalismo online, tanto se dici una fesseria cancelli, sperando che nessuno se ne sia accorto. Quante volte è successo? Anche con i grandi giornali, quante volte è morto Pelé, per fare un esempio, o Maradona, quante volte, cioè, e ogni volta no, sono vivo, non è, quindi, perché questo di fatto è il problema, cioè che conta solamente, siccome poi si cerca di campare di questo mestiere, serve sempre il vil denaro, si cerca sempre di arrivarci nei modi più veloci, che nello specifico, per esempio, per chi fa giornalismo online, tutti noi andiamo a cercare le notizie su Google, cioè, non è un segreto. E quando tu vai a cercare Google notizie, insomma, essere nei primi posti chiaramente porta a un maggior numero di visualizzazioni. Questo credo che sia abbastanza matematico, però spesso ci sono appunto delle regole che vanno seguite, che valgono sia che per, cosa ne so, un omicidio, quindi un fatto efferato di cronaca nera, e così come per la ricetta di una frittata. Cioè, se io devo cercare di dopare, passatemi il termine, Google o Facebook, quindi cercare di sfruttare al massimo l'algoritmo, a prescindere da quello che sto scrivendo, capite bene che non è facile poi effettivamente riuscire a fare qualità. È anche vero però che per fortuna ci sono dei casi in cui questo non succede. Ci sono tanti casi nella nostra isola, nello specifico di testate che fanno davvero in modo corretto, in modo autorevole il proprio mestiere. C'è chi lo fa magari in via, chiamiamolo, un percorso in solitaria. Penso per esempio ai colleghi di Sardinia Post con la cronaca regionale, credo che siano probabilmente i più ficcanti, io li ritengo i migliori, insomma, per quanto riguarda quel tipo di racconto, perché il retroscena che leggete su Sardinia Post non li leggete da nessuna parte, giusto per capirci. Sono spostato, scusate. Oppure c'è chi prova a fare rete, un po' come diceva Sabrina, no? Cioè cercare di collaborare anche per scardinare la favola che è pocos locos y mal unidos, no? Noi per esempio con 131 abbiamo messo in piedi una sinergia di lavoro che coinvolge altre 4 testate, in TV Teleregione Live, alla Radio Calaritana, sempre sul web anche Directa Sport e utg.net, per provare insomma a lavorare insieme, a cercare di allargare anche l'offerta di notizie, di contenuti, sempre con lo stesso tipo di approccio, che è la qualità, la ricerca di qualità. Quindi anche un lavoro più difficile, perché chiaramente non è facile appunto lavorare su delle notizie per arrivare prima degli altri e arrivarci meglio. A volte succede di sbagliare, però ecco, negli anni noi nel nostro piccolo siamo diventati abbastanza autorevoli nel campo
nel campo che affrontiamo, e l'autorevolezza è il sintomo della qualità, perché se sei autorevole poi solitamente riesci a fare anche, a essere, insomma, a produrre qualcosa di buono per il pubblico. Quindi, in conclusione, è possibile fare buon giornalismo in Sardegna, basta volerlo, sicuramente, ma serve anche la consapevolezza poi della fatica che questo tipo di percorso impone, e soprattutto anche mettere in conto che dal punto di vista economico magari all'inizio non sarà eccessivamente remunerativo, però insomma è anche la bellezza di essere indipendenti. Ma se la stella polare è la qualità, non si sbaglia. Sarai un esempio per gli altri, quindi ci sarà sempre spazio per poter fare bene, soprattutto nel lungo periodo. Ultima slide, cronaca locale. Parlano di noi solo quando succedono queste cose. Qui abbiamo messo una frase per semplificare proprio all'estremo un po' il senso del contenuto. Ma la domanda è: può esistere una narrazione che fugge dagli stereotipi delle pagine delle cronache locali? No, quelle dove, per capirci, faccio un esempio a caso, non me ne vogliono gli amici di Gesico, paese che conosco, insomma, ho amici anche lì. Effettivamente di solito, per esempio sull'Unione Sarda, su Gesico o succede qualcosa di brutto, oppure se ne parla per la sagra di Sant'Amatore, le lumache, insomma. Cioè, è possibile che a Gesico ci siano solamente le lumache, ci sia solamente Sant'Amatore, o a Tempio Pausania ci sia solamente il Carnevale? Io penso di no, onestamente. Perché non penso che non ci sia, siccome sto chiudendo, penso che non ci sia soltanto questo. E vado rapido dicendo che secondo me la soluzione, la risposta a questo tipo di problema è che bisogna ripartire dalle storie che il nostro territorio può offrire, perché è un territorio che merita di essere raccontato, e non soltanto sulla dimensione folcloristica, no? Nonostante quella che poi può essere una narrazione recente anche dal punto di vista istituzionale, visto che insomma tutti leggiamo e ci informiamo. Bisogna ripartire dalle storie, bisogna ripartire dalla voglia e dalla volontà di scovare le storie, no? Perché, per esempio, io non sapevo la storia di Sabrina, oggi l'ho scoperta, e quindi insomma sicuramente è un qualcosa che anche giornalisticamente merita attenzione, e soprattutto dalla passione di raccontarle, perché da lì passa tutto, da lì tutto questo. Perché se vogliamo avere un futuro, se vogliamo che l'informazione, non il giornalismo, l'informazione abbia avere un futuro, serve speranza, servono anche eventi come questo, in cui ci raccontiamo che effettivamente non è che tutto va male, non è che siccome siamo sardi siamo sfigati in partenza o cose del genere, no, c'è spazio per lavorare bene, per lavorare di nuovo tutti insieme, per crescere, basta volerlo. Grazie a tutti. Grazie Francesco. Purtroppo Alessandra Guigoni non potrà essere con noi, forse qualcuno l'ha vista nelle slide all'inizio della serata, però sarà con noi sicuramente Gianfranca Salis, archeologa, e ci parlerà della storia della Sardegna, o meglio di una non storia. È vero che la Sardegna è fuori dalla storia del mondo? Allora, buonasera a tutti. A questa domanda rispondiamo diretto in nono. La Sardegna non è mai stata fuori da questa storia. Oggi per noi sul mare è una cosa difficile, a volte nos impedi di andare a ritmo a che non bisogna sormezzos. Però i santidade, i santidade plus innedda, un modo invece un modo aiutava a comunicare. E la Sardegna proprio il suo centro del suo Mediterraneo e noi teniamo un ruolo sul Mediterraneo. Già dai suoi tempi più antichi. Allegamo per esempio del Neolitico, l'età della pietra esinada, no?
già da 6.000 anni prima di Gesù Cristo, la Sardegna tenia una risorsa e di circa in tutto il Mediterraneo. Siamo alle grandi ossidiana, Monte Arci, semino e Soru. Siamo andati a controllare questa ossidiana in giro per la zona del Mediterraneo, per la Liguria, la zona maggiore della Francia. Noi siamo abituati a una parte di questa ossidiana arrivava da Sardegna e questo è narrare. E si muoveva da questo tipo, questa preda, serviva da la travagliare, andava bene alla trasformare in oggetto si servivano per la vita quotidiana. La trasportavano, però ovviamente in questa preda si muovevano a vincere persone e evidentemente tenevano una serie di relazioni e comunicavano a queste popolazioni che stavano sul Mediterraneo. E questa cosa continua a da tempus. Hanno vinto questa ribasetta del rame, non è la Sardegna e di fuori adesso altri movimenti culturali che circolavano in Europa e in tutto il Mediterraneo. A che vince in Sardegna arriva da una isinada su tipo sicuramente andai inteso vince a nominare, no? Su megalitismo, il megalitismo dolmenico, i teidi, di un modo di costruire ponevano due preda ricciasa e sopra ponevano una terra preda o si un dolmen e poi da in cui hanno sviluppato tutta una serie di monumenti. E io lo attammo in Europa, ma lo attammo vince in Sardegna. Però in Sardegna succede una cosa che è meda più importante, cioè questo modo di costruire in questo tipo di preda e soprattutto di costruire a blocco ormai da manno, iniziano a trasformare, a rendere diversa dai resto del Mediterraneo e dal resto dell'Europa e iniziano a inventare un tipo di struttura che esiste solo in Sardegna e che nasce di usare civiltà nuragica. Che sono nuraghe sono nati in Sardegna, non sono arrivati da ora, su un tempo arrivavano, non lo hanno imparato da altre popolazioni, da Grecia. Oggi noi siamo un preso e questo tipo di struttura, e caratteristica, per noi serve a sontà, la vediamo in campagna, la vediamo cada dia praticamente sul nostro territorio. Questo tipo di, ma quando vengono da ora a barrana veramente meraviglioso, uno imponente, uno conservato, questo tipo di struttura l'hanno inventata in Sardegna, in Sardegna. Idi tipica della Sardegna e questo si però costruivano questo nuraese, noi si abbarravano in isola e ne comunicare sul resto delle popolazioni, ma soprattutto a un certo punto della storia di questa civiltà nuragica, questi piani si rapportano a queste altre comunità che stanno in questa penisola o sul resto diciamo di questa zona si affacciano sul Mediterraneo. Mentre l'uliscimo agai meda oggetti e arrivano in Sardegna uno de oras, arrivano da oras e meda oggetti sardos los attamos i fuori della Sardegna. Vos puedo dare medesimi esempi, ma mi vrimo solo a sa bronzistica, cioè meda non dicono tra appunto la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro in Sardegna tenimmo un artigianato del metallo, diciamo un modo di travagliare su bronzo e este altissimo livello e camo veramente siamo tra sardo sono tra popolazioni e zonuragico diciamo sono tra popolazioni che liscino in meglio travagliare questo materiale. Però vado una cosa, questo bronzo in Sardegna aveva medesimo rammene. Tra l'altro noi si trattavano a pecci su rammene sardo e si lo vattiano a vincere da altre zone, evidentemente li sconvenia prusa si lo vattire da ora piuttosto che andare all'estrarre solo in Sardegna. Comunque su rammene bidi, però mancava sistagno. Su bronzo si ha da esunione, su rammene e si stagno. Quindi sistagno invece lo arrivava da Innedda, quindi se lo procuravano dal circuito dello stagno, arrivava dalla Cornovaglia, da questa zona di Spagna, però dalla zona di Innedda evidentemente arrivava però sempre tramite scambio, cioè per procurare questa risorsa importante e preziosa, evidentemente zonuragico teniano
una risorsa economica e podiano scambiare pro che era arrivare questo prezioso metallo. E sviluppano questa tecnica di lavorare su bronzo. Vingias probabilità, ad esempio, da Cipro, da terrorzona, dove comunque abbiano iniziato a lavorare, ma diventa da una tecnica specialistica e talmente di alto livello, iniziano a produrre vingias oggetti e diventano estremamente ricercati in tutto il Mediterraneo. Brutelunamo questo pesce, per esempio, vingias a sos etruscos, a zona da civiltà etrusca, unos imototus, sono nota forse il vingias pur dessa civiltà nuragica, in questa civiltà etrusca bisogna questa tumbas de usasinana aristocrazie, cioè de tutto uno gruppo sociale, in prusu ricos, prusu prusortese all'interno di queste comunità e pro a ervire ai nipotente si ponene i sastumbas a oggetto nuragico. Quindi bada navicellas, per esempio, pesciaia a tomba del duce, è una delle più famose, su navicella io e tutti los animales e sopra di si scafo, è un prodotto di altissimo artigianato. Oppure, per esempio, a Satumba, una tomba di Cavallupo Vulcio, va via a Tau un bronzetto e altri oggettini, sempre in bronzo, e sicuramente arrivano da ambito nuragico. E prodotto poi oggetto uno invece tipico di questa zona lo usatiamo in Sardegna, lo usatiamo fibula, e non lo usatiamo solo in Sardegna, magari noi spesciamo a uno a sprusu e antenio più scontato si esterno, cioè magari su Campidano, questa zona a noi non spariamo più scollegata. Per esempio a Villa Grande, a Sarquisforo, è un sito dove è stato proprio un laboratorio dove si lavorava da su metallo, a Sarquisforo va via da un medesimo metallo, de cada casta, ma va via a vincere medesimo soggetto e arrivano da area de Setruria, e arrivano da Calabria, e arrivano da tutta la zona d'Italia. Sempre oggetto di bronzo di altissimo pregio, evidentemente un gruppo umano meda ricco, meda orte economicamente, stava in questo sito, si poteva permettere quindi ad arrivare dall'esterno attraverso, non dobbiamo immaginare, il meccanismo di scambio, il meccanismo del dono, no? Tra comunità si regalavano oggetti preziosi per sancire pattos, per stabilire relazioni politicas e economicas. Quindi in questa età del ferro la civiltà nuragica era una civiltà ricchissima, può ontare su aristocrazia, si rapportano in altre aristocrazie, e noi non chi morto solamente medar volta schircana a credere. Per esempio, sicuramente tutti hai inteso a legare magari per esempio questa teoria di un'onda manna che di adepedare distrutto questo nuraese alla fine dell'età del bronzo intorno al 1200 a.C. e quindi quasi poi la civiltà nuragica sia mortagai. Noi invece adesso si scavor vediamo non solo Zonnurà e non sono stato isperdioso in questo periodo, ma al contrario la gente stava in questo Nurà e ha continuato a ambiare, a sviluppare, ha continuato diciamo a stare in questo loro, medar volta si trasferia a stare in altri sitos, però ha sviluppato altro modo di abitare, altro modo di stare, e ha continuato a essere una comunità, una civiltà ricca e capace e adatta, diciamo, a produrre appunto oggetti di un certo livello. Quindi non chiedi, noi si sta una comunità, noi di una civiltà morta, ma di una popolazione vitale
e ambiava da agaisolo da sosar morta non cambiano, e quindi evidentemente sì, a un certo punto sonurà e se non venini prusu costruios ma la gente sì che è stabilita in questo villaggio e renare siete è una civiltà, diciamo, è una popolazione e è ambiando il modo di vita abituandosi vingiasa a sui succedenti sul resto del sul Mediterraneo. Quindi una storia usa dessa Sardegna è una storia di specialità che comunque ha prodotto monumentos ha prodotto una cultura assolutamente originale rispetto a usasi d'intorno, però una cultura inuidisola ma piava di spunto vincere da cui succedeva d'intorno, si rapportava in cui queste popolazioni si bini il sud-est del Mediterraneo in un modo paritetico e in ambios in satiro, cioè noi solo in una direzione, però appunto una civiltà sicuramente ricca e da Sau mi su signo storia e non va bisogno di non agganciare a terror solamente potete essere Atlantide o a terror racconto si sono de altre civiltà non sono dessa nostra però ne celebrare l'importanza di questa cultura basta da semplicemente de ontare su questa civiltà nuragica e uso è più che sufficiente però appunto tenere l'orgoglio di una storia importante e sta assegnato sul Mediterraneo. Grazie. Grazie Gianfranca Salis per questa bella lezione di storia. Andiamo avanti. Chiamo sul palco lo scrittore Michele Ladu che ci parlerà di lingua sarda, un tema rovente in Sardegna direi. La domanda che Hans si pone è questa: è vero che in Sardegna non ci capiamo da bidda a bidda? Michele. Buonasera a tutti, io sono Michele Ladu e vi parlo in italiano perché mia madre era di Smontrico e Zosso, mio padre di Smontrico e Sus, non si capivano e quindi è possibile sta cartina è possibile da tenere? Ok, vogliamo cominciare, teniamo poco tempo. Devo questionare de uno de esos logos comunes de prusi sparghinados, che este curso vinza a chi blocca da vrima susardo. Però non tanto può in altri devere puite este cose. La prima cosa è comprendere este, si de abbero non nos comprendimos. Dunque si veste una cosa oggettiva e bloccata la intercomprensibilità tra sardos o si è invece una cosa più soggettiva caionata da altri logos comuni e prima questa questione di si questionare tra sardos. Se andiamo a Paniari noi teniamo una bella cartina. Questa cartina non si muove da Sardegna ma noi la abbiamo come sistema come un sterzo, un stregio e noi ci capiti questa schizzo non si questionare da Sardegna. Tra l'altro, logicamente, sta per un anno su Sarde, abbiamo visto che si relata logicamente con questa che si muovono in la varietà di saloglotta, che sono gaduresu, tataresu, saligheresu e pago di manco un su tabarchino. E te capita che noi a principio muovimos come che mi ha lamentato a Gianfranca, pare di avere che mancare si è più in tempo sonamos italiano questa cosa che non serviva, noi non nos comprendiamo
E questa sardina, noi volevo dire, immaginare, sono nuragico, non questionavano tra essi. Chiesto smentire come, ma non è cosa, ma sono nuraghi, logicamente, nurini altra cosa che tour di comunicazione, in cui tutti facevano su fuoco, bruciavano e comunicavano cucinare di su fumo. Poi logicamente si capitava, cada cabao, chi è cada cabao sa linea di arrolli, chi è cada cabao sa linea di osastro, e dunque si sia da un modo differente e non hanno scritto più, sono arrivati finiscono e hanno attato tutte le civiltà di Nuraggi che spirano. E questo, che deve avere, pare fa ridere, che noi teniamo su tutto bello, tutta la toponomastica, che è il nome del Nuraggi, questa toponomastica sarda è fossile vivente, noi teniamo bello tutti i numeri, non si mostrano anche per la che questionavamo. Ma questionavamo di avere un meda, noi sì, la tendenza nostra, poi vamos a dire che questo è un sistema serrato, e questa cosa, che come questa cosa vi ha studiata, questa cosa di tutta la pinna, bianca, non ci scarescimos, non ci scaressimos, o smentigamos, o olvidamos, tutto a pinna bianca e vediamo sì, questo puntino a rubia. E lo notiamo, lo poniamo in fatto. Poi te questa tendenza, appunto, vince che facciamo in cue. Sta narra che una luce bianca, che si può dire su sardo, agatta poi un prisma e si da fuori prazzio in un montone di colori. Che è vero. Non era nessuno in no che non volusse un andego. È vero che bisogna fare differenza tra una serie di paedate sardas, di da mancare. Ma chi paga in parte di questa luce bianca, me da volta non che li smentichiamo. E tanto, come te muovi di questa cosa? È logico che bisogna già fattori storici, no? Logicamente, me da spesso anche noi bisogna una lacana, poniamo su l'articolo is e sossasano irru, tac, a tramassa non si comprende. Bah. O se no, non ci separiamo, poi si sogglossa, logicamente, essendo roba scientifica, ben impitata, o si impitano, andiamo a pregare nostre, noi si individuiamo la zona della barbaggia, a codum, vabbè, no, è sul colpo di glottide, 9 bidas, stiamo tutti, non ci prendiamo. Se andiamo a bere, però, mancare in dentro la barbaggia, non agattiamo, mancare, noi andiamo un panzos, esordioliana, e Gianfranco Stil, no, mi ha dato un pangios. Poi te questa cosa, poi te borsi, sì, incredibile, ma vero, noi sì, non teniamo su questo sistema di prazzidura. Io scodo, noi a bordo, possiamo prazzire in locutorio capitanesio, o zastrino, barbaricino, quello possiamo fare in due a mezza, oppure lo pensare in una forma tipo di continuum. Stanno che tutti i sardos, è questione logicamente mera di più dalla presenza più minore dell'italiano. I sardi sono questionavano tra essi e non solo questionavano tra essi. La dimostrazione è può narrare che piegavano poi maniera di questionare o di allegare da altre vite. Stanno che se noi può narrare questo lollai e cosa, andiamo a Sarule, Orane e cosa, nos agattiamo in cambio di coerenza, prusu, crau, cresia, nos agattiamo su cius, ciao, cesa. Stanno che belle distanze, poi te gustoso, incredibile, andavano a noi a questionare, si piegavano a un pago del fenomeno linguistico di palatalizzazione, dai cui tornavano a noi, e poi noi lo piegavamo noi, sì, e assimilavamo dunque a spago vinsero a noi un custoso. In noghe su Mattessi, su un cambio linguistico andava a pari su una serie di fattori, storico, l'amorbido, capo di sopra, capo di sotto, della prazzidura amministrativa, oppure potevano essere scuratorias, oppure potevano essere suddivisione delle diocesi, e stanno di una serie. Ma tutto questo facevano una serie di relatas che battiano a vincere su un cambio linguistico, si influenza tra le faidadas. Che incredibile, ma vero, eravamo sempre a questo conto, quando andavano e viaggiavano e si cambiavano tutte le cose, forse sai come ti facevano sul nuragico, si cambiavano tutte sugli sterzi del terracotta, su chieste, questionavano e si comprendevano. Logicamente vi sono differenze, però su sardo, in questo sterzo umano, poi, sparo cifre, logicamente,
a Ocrugai, ma su manco posso tanto impepogento, morfosintaticamente uguale in tutto questo sistema, poi su lessico è uguale, mera, in bello tutto questo sistema che franco questa questione fonetica. Poi narrare, è logico che se noi andiamo a cercare, e siamo tutti capaci di capire la differenza, stiamo a dire un puntino bianco e non pinna, un puntino rubio e non sa pinna bianca, gattiamo prima sul puntino rubio. Ma spieghiamo sponare la volpe. In noi siamo cristiani solo di una questione politica, no? Margiani, Marzane, cosa? Questa è solo una questione del sono, della matessa allega. Poi logicamente può cambiare, magari a gatter geosinonimia, si è grode, mazzone, resi, questo è un altro punto. Ma questo è un altro tipo di competenza. Che noi andiamo a gattare che so, su babbo di tutto la metatetica, questo spostamento di una consonante dentro di una lega, il cisto, può narrare questo su babbo di tutto gusto, questo murrudegu, mudergu, mudergru, fino ad arrivare a cosa? Sai, praticamente parte da murrudegu che arriva da mudegru, a mudegru. Come è possibile uno anda da un anno in noi siamo murrudegu? No, è un virego, un preso. Pensavo io stia in ananas. È logico, no? Chi è una cosa logicamente semplice di comprendere. Quando noi accattiamo questo fenomeno, scommente, curdo scalo più semplice che delle metafonesi, domo contro domo, cane contro cani, è logico che questa differenza è solo una E e una I che si mutano una O e una U. Fatto questo punto, logicamente, noi accattiamo dunque in un sistema che via da fluido. Abbiamo solo questione del fluido e del cosa, pare siamo questione di un sistema fisico. E se andiamo a bere, quando arriva ad invece italiano, poi noi che stiamo più a sentire, ha mostrato che questa cosa, andiamo della geosinonimia o della questione fonetica, non strobava gasimeda su sardo, e noi accattiamo a innanti di altra cosa. Poi a questo, questa questione di questionare non via da solo per su sardo, su saligheresu e saligheresu di catalano, poiché in noi accattiamo un montone di cose di sardo, dentro su saligheresu. Come vai? Cioè, uno le cose si sono misturate, è incredibile. Oppure, sorde del no, de sennori, l'inana sol femminos e sol sbaccos. E poi, certo, noi abbiamo le femmine e li bacchi, lo spessavano al maschile e lo hanno adattato al maschile in sardo. Quindi volevano andare, lo comprendevano. Incredibile, anzi, lo regolarizzavano a sa maniera solo. Se noi andiamo a bere ponare, faccio un esempio, l'online può essere un tema, noi nos agattiamo a compresenza non siamo in tempo di vestas, no, ma queste paschigette non ti comprendo, pasche Natale, non ti comprendo, sempre questa è. Intanto noi la agattiamo su pas i ed e passa a Natale, cioè regolarizzato col colpo di glotti dei nostri, sia sa paschigetta del zosso, sia sa pasca di Natale di Gesù. E metà è logico, viene in due, qualcuno andava a cara a noi, qualcuno cara a zosso e l'hanno fatto. Oppure la compresenza del verbo fagere. Chi ha di tante influenze da questa parte agatta da fassu, e quindi tenimus atto, oppure facchere, di facco, deo facco, e tenimus a o, col colpo di glutine. Quindi, agate sa matessa vita, di nasa e o a o, ma vinsa sa e o atto. Logicamente, un sa discriminante, posso narrare la cosa, che a o est impleau plus pago per ragioni di educazione, quando veste sa partighetta in critica, la partighetta critica anche, mincheando anda bene, mi faccio la doccia, mi cazzo la doccia, mi cao la doccia, e incomincia ad essere un pago brutta, mentre mi cao un'altra cosa. Dunque, questa è una maniera più di adattare logicamente a questa cosa, e lo so fare, poi solo lei si può fare, che si altra scambio, un preso, che aveste pensato sul concetto di test appunto solo lei non veste
e questo torniamo bella sarmona delle bestiane, una mona in veste innata e solo lei sudi, solo lei. Deus ha dato, sai, mi dobbiamo partorire un dolore, mi dobbiamo traballare e sono stato non si possiamo comprendere. Poi la che sta pure su pedra hanno bordato su un marchio e bormuto sandalion. No, ergai, logicamente è una questione, almeno, su manco, a livello della Lega, noi si resistimos a non comprendere. Dunque, vuole andare riveste in un altro tipo di strubo. E sta a narrare chi, e questo lo vio in desarribo forse dell'italiano, che quando viene solo spagnolo e tutto. E noi, sta arrivando, la lingua spagnola, catalana, questi entrati, logicamente. Ma noi siamo bravi metabolizzadori. Andiamo a bere, poi narrare la Lega, sono una barrata limpia, gai come te manta e lastima. Ma se andiamo a bere dagli spagnoli al Mozart, noi l'abbiamo adattato a smurzare o smurzare a sa maniera nostra, cioè non ci siamo fatto ormere. Per sei borbosi, chi in questo nord vi sono sarzie d'arbesta, sa chi ha Berlusconi, chi non si chiama manco chi via tanto, quando l'abbiamo inteso per la prima volta, essendo un elemento estraneo, l'hanno adattato a sa fonologia solo, quindi è diventato Berluscones. Poi te Zabì, poi te noi siamo su, io teniamo una competenza alta, è logico che adattava tutta la fonetica sua a sa sua, quindi una B del Berlusconi, una V debole, no, del tipo dai vento a vento, in cui Berlusconi RL è un'assimilazione in nome due consonanti desar due arminchi ed una, e ha vinto sa R, gai come in astrologo de mortu diventa da mottu, o de ortu diventa da ottu, o de monti, come in noi sa parte de Sarcidano diventa Motti, ha vinto desatti contro sa N, e in cui ha vinto sa doppia R in cambio di sa L. E poi sa I, finale, no? Mentre è una cosa che è italiana, tutti sono buoni, buoni no, è una cosa, ma andiamo su campioni, in sapes, campiones, e quindi diventa Berluscones. Quindi vuole andare di una competenza arta di fare il corso. Quindi bisogna andare su altro tipo di strobos. I italiani sono meno, questa è una cosa che penso, ego, è capitato che questo si mette in un sistema serrato, e noi stavamo in un bello stato di entropia linguistica. Cioè, vedi, tutte queste spartigliette andavano e smazzavano tutti i sassoni, si cambiavano fai date e cantatero, andiamo su e ne essere strobate. Forse noi che abbiamo arrivato a una sardificazione sparghinata. Però, pur metabolizzando i cudi su chi viene alle Lega de Horas. Quando sta arrivato andiamo su italiano, questo è un atteggiamento differente. Se noi andiamo a bere un corso della peschiera, ho scritto un romanzo, poi non mi ha fatto pubblicità, siamo Tiri Umano, edizioni Nord. Uno dei personaggi andava da conta della Sardegna, a mettere la piana a Napoli, si pensava a Linopiri, andava da chi, questa Sardegna è quasi un continente. E poi mi invece non quasi bello un continente, la Sardegna è un continente e mezzo. E questa percezione dopo nostra, questa cosa che viene invece semplici variazioni fonetiche, sono diventate distanze chilometriche. Dove sei tu? De Patatue, de Siurgus de Nigara. Che sei? Adios. Non ti chiesto. Stiamo in italiano. E questa cosa, forse, si influye in italiano, non tanto per la sostituzione linguistica a cui ha fatto l'italiano, Savini poi tenada. Prima non siamo convinti che noi non resistimmo a non comprendere, avesse la possibilità di si comprendere. Ma poi si tutte queste cose che si sono rimase, all'amor video, entropia, io mi nando prima linguistica, di tutto questo movimento, quando sta arrivato l'italiano, è diventato prusarta, in fisica prusarta e entropia, si arriva a un equilibrio, ma questo tipo di equilibrio di una spartigliella, di zirangoia macchiata, sono anche sta arrivato un elemento estremo, forte, italiano, e queste spartiglielle incominciano a camminare per la bella, ammazzare per la bella, sia a livello geografico, sia a livello di altri fattori, dunque a livello di genere, a livello di età,
a livello di attrasorgimento di studio, sta andare cal prusabello. In uve, belle, si vrimmata, si muti di morte termica. Poi te veste un sistema di equilibrio, si muti poi solo italiano. Poi te noi, se arriviamo a un certo livello di movimento delle particelle, che sono belle frimmate, separiamo non più si sterzo prenu del sardo, ma questo prenu dell'italiano. Il sardo forse rischia di morire paradossalmente per mandronia, è una cosa incredibile. Poi effettivamente la questione è dimostrare poi questa cosa. Poi tutta questa percezione del continente in mezzo, quando siamo già in sanave, ma poi quando siamo a fuori, quando sempre no, che due questioni non ti comprendo, due di là e cosa che pum, brinca sa salagna e su mezzo da mio tuo. Che di questione da in sarrabeso, ma un momento a cosa e tu lì sono stato da impare non mette arabo. E diventa è possibile non che si al continente che stiano in sardo. E blaser poi se non a capo la questione però dell'entropia linguistica questa è esaminata. La questione è la dimostrazione in noghi, cioè logos plus urbanizzato, veste omo tutta la concentrazione di tutte le sfaidate. Chi no, bene o male, righi galpa che si muore. Quando arriviamo in no, che si vede meta, questa zona urbanizzata, l'italiano, è una entropia massima, sta arrivando alla morte termica di Susardo. Ma anche se noi, tutto ganto, pensa in noi, che è questa zona urbanizzata, oggi siamo questionando, e spero mi sia discomprendendo, se no non si milua. E la questione dimostrazione in noi in basso è stata poco capare. Su conto pure un momento avanti a mamma quando è scalata sul parco di Assemini a fare compagnia a minore da un kermannita, la questione all'insardo, dove è andata sul parco, e torna da esatto, oh là, con noi, si accorziava, questa è onne, ma non deve essere corpo, poi ne arriva una dei sadali, poi ne arriva un'altra, ma normalmente si usa dei gonno smanati, che cose, e tutti mi questionavano le cose. Ma tanto che sabara questionare, e poi ti dico che si torna, qui esatto, la questione in italiano, non mi ha conosciuto per nessuno. Non si accorciamo più nemmeno. Cioè, visto che tutti gli altri fattori si vrimmano, non si usa istionati questa questione dell'intimità, di un carbiere, una siamanna con una pilocchetta, dunque di intendere più autorizzato. Visto questa questione di altri strobos o di autocensura, se non facciamo noi sardos, in questa situazione non più di più. Stanno francucando, ma pure separato di diventare anonima. Questionare in italiano. E è incredibile, poi a Savine, chi è diventato anonimo non tiene identità. Grazie. Grazie Michele Ladu. Ci siamo quasi per avviare alla conclusione. Abbiamo l'ultimo ospite dal vivo, poi proveremo a ricollegarci con il sindaco di Scaraffingiu. Chiamo sul palco il radiocronista Vittorio Sanna che ci parlerà dello sport in Sardegna. Prego. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera veramente a tutti. È chiaro che da quegli interventi precedenti si è visto quale processo di cancellazione della memoria e di ridimensionamento dei sardi c'è stato. Questo stesso processo c'è anche nel mondo dello sport. Io mi occupo soprattutto di calcio e quando tento di dire che i nostri calciatori valgono quelli che vengono da fuori, mi sento dire sempre le stesse cose. La Sardegna, ad esempio, non è adatta per far crescere i giocatori. Sono andato a vedere quali sono i giocatori che fanno parte i primi 10 delle presenze nel Cagliari, quindi tra i giocatori che hanno giocato in Sardegna, e mi rendo conto, avanti,
che quello che mi è stato raccontato non è probabilmente vero, perché vado a vedere, sono tutti calciatori che sono arrivati giovanissimi. Daniele Conti aveva 20 anni, Bruniera ne aveva 21, Piras è cresciuto con noi, Riva ne aveva 19, Nenè è il primo nero che si è affermato nel calcio italiano, Lopez ne aveva 21, Martinadona ne aveva 21, insomma i ragazzi riescono a crescere in Sardegna tranquillamente. Molti addirittura arrivano che hanno dei problemi esistenziali e trovano in Sardegna le condizioni ideali per crescere, per trovare l'habitat giusto per potersi affermare. E questo è già una smentita, quella che si dice che in Sardegna non possano crescere e che sia una terra inospitale per i calciatori o per gli sportivi in genere. Non è inospitale per nessuno, perché poi gli stessi calciatori, se andiamo a vedere quelli che arrivano da fuori, addirittura vivono in Sardegna, molti di loro si sono anche sposati in Sardegna. Avanti. L'altro luogo comune: bisogna farsi le ossa. Un calciatore, per poter diventare un grande calciatore, è necessario che vada a farsi le ossa in continente, cioè se non fa un'esperienza fuori dall'isola è un calciatore che non riuscirà mai ad emergere e non potrà mai giocare nelle nostre squadre. Capita ancora oggi che quando ci sono dei giovani nel settore giovanile che si stanno affermando, una delle cose che viene detta è: ma è meglio che prima vada a farsi un'esperienza in Serie C in continente e poi magari lo riprendiamo per poterlo fare giocare nel Cagliari. Anche da questo punto di vista sono andato a vedere quanti giocatori sono andati a farsi le ossa in continente e poi il Cagliari li ha ripresi per giocare. Anche in questo caso vado sulla base di quella che sono i dati statistici. Sono andato a vedere i 23 calciatori che hanno più presenze nel Cagliari, i 23 calciatori sardi che hanno più presenza nel Cagliari. Partiamo da Piras. Bene, Piras è cresciuto praticamente in Sardegna, non si è mai mosso dalla Sardegna, ha fatto un'esperienza solamente alla Torres, 3 partite mi pare. Il secondo è Serra di Mini, il terzo è Festa, che ha giocato con la Fersulcis, Valeria ha giocato con l'Insorso e con forse la Torres, se non ricordo male, Sebastiano Pinna ha girato per società sarde, Marco Sanna è cresciuto tra Sassari e Tempio e Sandrino Loi è cresciuto praticamente facendo un solo anno a Carbonia. Ciò significa che questi calciatori che fanno parte di quei 23 che hanno più presenze, dei 23 sardi che hanno più presenze con la maglia del Cagliari, non hanno avuto bisogno di andare fuori dalla Sardegna per poter giocare nel Cagliari. Sono 7 su 23. Avanti. Cresciuti in Sardegna senza farsi le ossa. Questo è problematico perché uno non si fa le ossa e poi alla fine rischia anche di farsi male. In questo caso tutti i giocatori che non sono mai partiti da Cagliari, sono cresciuti nel Cagliari, hanno esordito nel Cagliari, si sono affermati nel Cagliari e sono tanti e gloriosi. Si parte da Mariolino Congiu, si passa a Giovanni Sulcis, che ha fatto la sua carriera nel Cagliari prima di andare via dopo, Francesco Pisano, Andrea Capone, Virdis, che è esordito a 17 anni e poi è stato venduto con fior di quattrini al Cagliari, Copparoni, Tiddia, Vittorio Pugetto e Nicola Muru. Bene, tutti questi vengono fuori dal settore giovanile e si sono affermati senza dover andare a farsi le ossa da nessuna parte. Sono cresciuti, si è valorizzato all'interno della stessa società e si sono affermati all'interno della stessa società. Sono 9 su 23. 9 più 7 fa 16. Siamo già a oltre la maggior parte dei calciatori che fanno parte di questa graduatoria a non aver avuto bisogno di andare a farsi le ossa da altre parti prima di giocare nel Cagliari. Arrivati grandi al Cagliari senza passare da giovani, questi sono un altro caso ancora. Questi sì sono partiti, ma sono i nostri emigranti, quelli che molte volte non vengono valorizzati in Sardegna e per poter essere valorizzati sono costretti ad andare dall'altra parte. Guardiamo che calciatori. Gianfranco Zola, troppo piccolo a Cagliari, quando era passato a Cagliari per fare il provino si era detto che era troppo graccino, era piccolino, il tema che seguiremo dopo, non poteva giocare al Cagliari. Gianfranco Matteoli, Andrea Cossu e Michele Fini. 3 di questi sono anche piccolini per quello che è il concetto del calcio. Avanti, e siamo praticamente 17, 21, 20. Gli unici 3 che sono andati a farsi le ossa e poi sono tornati sono questi 3 ragazzi. Uno è Alessandro De Iola, l'altro è Marco Sau, che peraltro è tornato semplicemente perché il Foggia non aveva i soldi per pagarlo, perché era stato già venduto, quindi ce lo siamo ritrovati in casa e poi è esploso quell'anno con la Juve Stabia, e l'altro è Niccolò Barella. Voi pensate che Barella non sarebbe esploso se non fosse andato a fare l'esperienza a Como? Quanti di voi sono convinti di questo? Io credo veramente pochi, perché Barella sarebbe diventato un grande calciatore anche se non fosse partito per niente per andare a fare quel mezzo campionato a Como. Quindi secondo me anche in questo caso i 3 che sono partiti per farsi le ossa, e sono solamente 3 su 23 nella graduatoria del Cagliari, sono giocatori che probabilmente di questa esperienza non ne avevano bisogno.
E questa è un'altra delle teorie smentate. L'ultima teoria che voglio smontare è quella, siamo andati troppo avanti, allora ancora dietro, dobbiamo tornare indietro invece di andare avanti, eccolo qua, se eravamo qua, dobbiamo andare alla prossima. Ecco, questi sono i partiti mai valorizzati, cioè per controtendenza. Questi sono invece tutti quei calciatori, una parte di tutti quei calciatori che dopo aver fatto il settore giovanile li abbiamo dati in prestito in C per farsi le ossa e non sono mai tornati al Cagliari. Sono tantissimi, potete scorgere Emiliano Melis, Davide Carlos, Daniele Ragazzo che poi è tornato 2 volte, addirittura Andrea Cocco, Dario Del Fabbro, ce ne sono molti che sono ancora attuali, vengono ancora scorrendo, Mauro Vigorito, insomma tantissimi che erano delle promesse, che hanno esordito anche con il Cagliari, sono stati dati in Serie C per farsi le ossa, a Cagliari non sono mai tornati. Quindi questa teoria, secondo me, non esiste e sono i dati a dirmi che non esiste. Un luogo comune per fare che cosa? Per sminuire le potenzialità dei sardi anche nell'ambito dello sport. Il terzo aspetto e addirittura si può estendere a qualsiasi altro settore, perché qui si usa il fatto che siamo piccolini per giocare al calcio, d'altra parte si usa il fatto che non abbiamo confronto con l'estero, si usa che non abbiamo altro, che siamo in un'isola e quindi non possiamo apprendere quanto gli altri, è quello dei piccolini. Prossima slide, troppo bassi per giocare al calcio. Ho fatto un sondaggio anche in questo caso, sono andato a vedere i primi 100 dell'Hall of Fame, cioè i 100 giocatori più forti al mondo di tutti i tempi, e ho scoperto questo. Intanto quelli che ho definito alti-bassi, quali sono? Quelli che sono alti 1,75 e 1,74. Ne ho scoperto 16 tra i primi 100. Si va da Agi per arrivare a Matteus, passando per Eusebio, Sinderland, per Didi, per Paolo Rossi, per Dennis Lowe e via dicendo. Gianni Rivera, Roberto Baggio, insomma tutti questi sono quelli alti tra i bassi. Seconda slide, e sono 16 su 100. Seconda slide, questi sono i medio-bassi. Ho considerato quelli che erano alti 1,73, 1,72, 1,71, quindi già più bassi degli altri, ma non ancora bassissimi. Anche in questo caso, nei primi 100 ne ho trovato 11, da Colugna, passando per Dialma, arrivando a Keegan, Iniesta, Puskas, Sindera, Zico, Dolgic e Jairzinho. Tutti giocatori di altissimo livello. 11 più 16 sono già 27 su 100. Vediamo i più bassi. I bassi sono questi e sono ben 16: Philipp Lahm, Roberto Carlos, Simonsen, Sealer, Sivori, Joston, Xavi, Rivellino, Ghento, Copà, Mazzola, Romario, Meazza, Garrincia, Messi e Maradona. Questi sono 16 da sommare agli altri 27, fanno 43 su 100. Mi sa che anche questa teoria dell'essere troppo bassi non funziona, anche perché andiamo a vedere i primi 3 chi sono. Allora, intanto il più basso in assoluto era Jimmy Johnston, alto 1,55, è riuscito a essere tra i primi 100 al mondo. Questa mi è rimasta come slide incastrata, quindi mio errore, non doveva esserci. Andiamo avanti. Terzo posto, Pelé, 1,72. Non stiamo parlando quindi di un gigante, ma sappiamo che cos'era Pelé, non c'è bisogno di descriverlo. Non voglio neanche entrare nel merito di chi poteva essere, a vostro giudizio, il primo, il secondo e il terzo, perché qui poi entriamo in un argomento che ci porterebbe via troppo tempo. Comunque, secondo la classifica è stata formulata da 442, 442 per tradurre in italiano, Batto Dusbo per tradurre in sardo, di questi primi 100 al terzo posto c'è Pelé con 172 centimetri, il secondo sarà certamente più alto, no, è più basso. Lionel Messi, 170 centimetri, al secondo posto tra questi primi 100. Sicuramente il primo deve essere per forza più alto. Diego Armando Maradona, 165, qualcuno dice 166 centimetri, la differenza di un centimetro è fondamentale. Sta di fatto che i primi 3 al mondo sono più bassi di 1,70. Mi sa che per giocare al calcio, sia i sardi sia dappertutto nel mondo, non c'è bisogno di essere alti 1,80. Grazie. Grazie Vittorio. Siamo arrivati alla conclusione. Prima di salutarvi vorrei dirvi che questo era il penultimo appuntamento del nostro Festival Faulas. Alle 19
alla birreria Guinness ci sarà l'Old Town Pub, ci sarà la serata musicale in collaborazione con Sascena e la musica di Andrea Deiana Porcu. Vorrei ringraziare nuovamente il Comune di Oristano per averci permesso di passare questa bella serata nel Teatro San Martino, i soci dell'Assemblea Nazionale Sarda che hanno lavorato gratuitamente, senza un euro, non abbiamo preso niente da nessuno, insomma è tutto opera di volontariato, grazie ai miei amici e colleghi. Vorrei ringraziare nuovamente EIA TV che ha fatto un lavoro eccezionale, grazie veramente a tutti gli operatori che non avete visto ma sono presenti all'interno della sala e che hanno lavorato con noi tutto il giorno. Soprattutto grazie a voi che ci avete raggiunto al teatro e che avete insomma rimesso in discussione, penso e spero, i vostri pregiudizi sui sardi e la sua Sardegna. Niente, chiamo sul palco coloro che ci hanno raccontato le loro esperienze di vita questa sera. Prego, Andrea Laterza, Presidente di Assemblea Nazionale Sarda, Sabrina Tomasi, Francesco Aresu, Gianfranca Salis, Michele Ladu e Vittorio Sanna.